Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Ribolla gialla, oggi parliamo di ribolla gialla. Matteo, cosa possiamo raccontare di questa bellissima vitigno? La ribolla gialla, insieme al Refosco, è probabilmente il vitigno del quale abbiamo la maggiore documentazione storica. La ribolla gialla è attualmente, e i dati della regione ce lo dicono, il vitigno autoctono più piantato in regione. Sono 1745 gli ettari abitati ed è interessante vedere come nelle zone di collina, dove essa è nata appunto, e parliamo delle due DOC storiche di collina che sono la DOC Collio e la DOC Friuli Colli Orientali, gli ettari sono rispettivamente 140 nella DOC Collio e 203 nei Colli Orientali. C'è stato un aumento perché porta poi la ribolla nei Colli Orientali a non essere il vitigno più piantato ma essere il vitigno più produttivo. Di questo poi vedremo insieme a Francesco Degano anche il perché. La ribolla, tante sono le cose che si possono dire, tante sono le cose che vengono raccontate nella storia. Io ricordo sempre un momento nella storia in cui la ribolla compare in un documento ufficiale per la prima volta ed è il 1299. L'atto è un atto notarile, quindi di un notaio, che si chiamava Ermanno da Gemona e che decretava la pace tra due famiglie che avevano problemi per motivi di confine, per cui è una cosa anche molto attuale se vogliamo, dicendo che una delle due famiglie doveva compensare l'altra con diverse botti di rebola in questo caso. Per cui il fatto di avere questa possibilità regala alla ribolla il fatto di essere il vino della pace. Per cui in tempo di guerra è bello ricordare questo. Chiaramente, e questo va detto per questioni di chiarezza, quello che veniva citato come ribolla all'epoca e durante la storia non era la ribolla che conosciamo noi come, diciamo, monovitigno fatto in questo modo, ma era un blend o un mix o un uvaggio che si faceva all'epoca e che prendeva il nome rebolium dalla parola proprio latina, che probabilmente si riferiva all'atto della fermentazione del vino. Per cui questa è un po' la ribolla. Poi vedremo in maniera tecnica con il nostro amico Francesco Degano come si comporta in campagna. Francesco? Allora, è un bianco atipico, se vogliamo, quindi va gestito in modo completamente diverso rispetto a quello che è il Tokai oppure i bianchi precoci come il Sauvignon e il Pinot Grigio. Perché questo? Perché la sua caratteristica principale è quello di mantenere in modo molto costante l'acidità. Sappiamo bene che negli ultimi anni noi agronomi sappiamo che ci viene chiesto sempre di più di avere dei vini, delle uve che portano dei vini con freschezza. La ribolla ce la fa in modo molto eccellente perché comunque riesce nell'ultima fase della maturazione a maturare fino a un certo punto, ma a mantenere, come dicevo prima, un livello di acidità sostenuto. Questo dà fa sì che ci siano due grandi potenzialità. La prima, appunto, è quella di poter mantenere in pianta la ribolla, soprattutto nelle zone di collina, fino a settembre inoltrato. Quindi questo è perché, grazie a questa sua caratteristica, non è soggetta a essere colpita da marciumi, proprio per questo motivo. 2, ci dà la possibilità appunto di riuscire ad arrivare a un prodotto concentrato, con un grado zuccherino comunque buono, ma appunto con questa sua caratteristica acida, questo quadro acido che fa sì che venga poi proposta a chi la trasforma quindi in cantina come vino con freschezza ma anche struttura. La ribolla, con queste sue caratteristiche, che le consentono appunto di avere resistenza, grazie alla sua pelle,
verso quelle che sono le avversità e le piovosità che ci sono, dovremmo dire c'erano in questa regione in particolare, viene comunque molto legata alla collina, che le consente una produzione minore e le consente un'insolazione maggiore e una ventilazione che va verso la sanità delle uve in questo senso. Mi confermi, Francesco? Assolutamente sì, è un vitigno molto generoso. Negli ultimi anni siamo riusciti a capirla un po' di più anche noi agronomi, quindi riusciamo ad avere anche, grazie a prove fatte insieme all'Università di Udine e ad ERSA, abbiamo la capacità, gli strumenti per riuscire a gestirla in modo migliore, e devo dire che non siamo riusciti a capirla fino alla fine. Come tutti i vitigni che noi coltiviamo, abbiamo sempre qualcosa da imparare. Parlo di uva, no? E poi il vino sappiamo bene che ha, diciamo, delle caratteristiche diverse, nel senso che comunque io credo che comunque alla fin fine il prodotto uva che abbiamo in questo territorio ci dà la possibilità di lavorare veramente molto bene sui vini stessi. Sembra, no, quasi scoprire l'acqua calda, però ci vuole molto lavoro in campagna per riuscire ad arrivare a capire come gestire nel modo migliore possibile un vitigno come questo, ma anche come tutti gli altri. Ho io una domanda per Francesco, di cui immagino insomma di sapere già la risposta in realtà, però è interessante condividerla con tutti. La ribolla in quale punto della collina rende meglio? Deve stare in punta, deve stare piuttosto sulla la parte più bassa o forse addirittura in pianura? È abbastanza difficile rispondere con uno schema a quella che è la tua domanda, caro Francesco, perché in realtà dipende anche in questo caso a quello che è il target enologico. Avessi io un vigneto di ribolla, poi mi viene sempre chiesto questo, no? Cioè, se tu avessi un vigneto di ribolla, dove lo pianteresti? Sì, a metà collina, perché nella parte più alta della collina credo che si arrivi in qualche modo a maturazioni troppo elevate, a uno schema produttivo non consono a quello che è il vitigno. E poi, se riesco a metterlo in un posto in cui anche in questo caso si sviluppano poi ho, diciamo, una base anche di muffa nobile, anche sulla ribolla gialla si può sviluppare la muffa nobile se vendemmiata tardivamente, direi che è la cosa migliore. Beh, stiamo scoprendo una cosa fantastica, amici, no? Intanto io volevo continuare a ringraziare te, Wayne, per ospitarci, volevo ringraziare Francesco Scalettaris che ci aiuta un po' ad andare sempre più nel profondo in vigna, e a Francesco Degano che ci apre la strada tra i filari. Scopriamo una cosa: il vino si fa con l'uva. So che può apparire un'enorme banalità, ma la grandezza del lavoro che sta alle spalle di quello che poi i produttori ci portano, che è quello che noi assaggiamo nel calice, ha a che fare con un insieme di dati molto approfondito che ci portano fino alla porta della cantina, ed è quello che fanno anche i tecnici del consorzio in questo senso, no? Per cui è bello ricordare come l'uva sappia raccontare i territori, no? Assolutamente, e secondo me è una storia anche di un grandissimo successo, perché io che sono qui in Friuli per 20 qualcosa anni, quando sono arrivato qui nei fine degli anni 90, all'inizio di 2000, ribolla gialla non era una granché, non c'era tantissima ribolla in giro. Invece adesso nei tutti i mercati, soprattutto in Italia ma anche adesso mondiale, sta arrivando questa onda della popolarità del ribolla gialla. Io ho sempre detto che la bellezza del ribolla gialla e il successo del ribolla gialla è che il nome è un piccolo poesia, ribolla gialla. Le persone piacciono dire queste parole. Però ovviamente deve essere un'altra cosa che spinge la popolarità di ribolla gialla. Che cosa possiamo dire di questa storia di successo? Ma io direi proprio con una battuta che probabilmente accontenta un po' ogni tipo di palato, perché non è invasiva come altre varietà, è leggera tendenzialmente e permette a tutti di avere con la sua freschezza la possibilità di mantenere il palato pulito. Poi non so cosa pensano Sì, i colleghi. quello che mi viene da aggiungere è anche il fatto che generalmente no, gli estremi le dividono. Per esempio penso a vitigni molto aromatici che tanto più anzi si va in alto con l'aromaticità, tanto più le fazioni si dividono di chi li ama e chi li odia. Quando invece i vitigni che invece sono un po' più neutri aromaticamente, e la ribolla lo è, riesce forse più facilmente anche per questo ad abbracciare una platea un pochino più grande di amanti.
E poi c'è da dire che la ribolla è veramente, cioè, riflette l'eterogeneità del nostro territorio, dove la pianti ti dà risultati sensibilmente diversi per produrre prodotti che sono sensibilmente diversi, dalle macerazioni agli spumanti, eccetera. E anche all'interno dei nostri colli orientali, dove gli spumanti, diciamo, non sono ammessi a disciplinare, riusciamo comunque a trovare quella varietà incredibile soltanto giocando con differenti tipi di suolo, differenti latitudini e differenti, ovviamente, anche condizioni climatiche e meteorologiche. Francesco Tegano, un'ultima domanda telegrafica. Riguarda sempre il momento della vendemmia, no? Come dicevamo anche nelle puntate dedicate agli altri vitigni. La ribolla è un vitigno che si vendemmia precocemente, tardivamente? Già un po' hai accennato a questa risposta, ma giusto per sapere quando si vendemmia. Secondo me la scelta migliore per una base di ribolla ferma, chiaramente, è sicuramente quella di aspettare il più possibile, di arrivare a un certo tipo di concentrazioni, senza il patema d'animo di perdere parte della produzione, perché, come dicevo prima, ha questa sua caratteristica di riuscire a rimanere in pianta senza essere rovinata dalle piogge di fine settembre, se ci sono, ok? E quindi posso giocarmi, diciamo così, una vendemmia tardiva senza nessun problema. Io farei così. Allora, un vitigno generoso, un vitigno energico, come generoso ed energico è l'ospite che arriverà nella seconda parte, vero Wayne? Esatto, abbiamo fatto una bellissima intervista con Massimo Zorzetic di Tunella, che parliamo di ribolla gialla nella sua azienda e in generale la sua esperienza, le sue poesie, storie parlando di questa grandissima varietà. Fantastico, andiamo ad ascoltare. Eccoci, siamo qui con Massimo Zorzetic di azienda Tunella. Grazie Massimo per essere qui oggi. Grazie a te dell'invito, Wayne. È un piacere vederti. Oggi siamo qui per parlare del ribolla gialla. Perfetto. Di ribolla gialla. Ovviamente sei nella zona giusta, direi, no? Esatto, colli orientali per ribolla gialla. E volevo chiederti un po' delle tue esperienze, del tuo rapporto con ribolla gialla come vitigno. Si può raccontare qualcosa per noi? Ma io direi di sì, perché penso che nella zona in cui tu ti trovi sia e faccia parte delle radici di ognuno di noi. Ed è una delle varietà autoctone che è sempre stata coltivata un po' in tutta questa zona collinare. Ribolla perché in chiave fresca è qualcosa di eccezionale, e anche nella fase magari anche di qualcosa di più importante, però già di primo acchito, nella prima bevuta di un vino fresco, elegante, piacevole, agrumato, floreale, ha un'identità per noi interessantissima. Poi per fortuna che avevamo la ribolla gialla, e nella confusione di quello che era Tokai Friulano che stava cambiando il nome e di quello che invece la conferma di quello che era questo vino bianco che identificava questo territorio, veramente è stato un bellissimo successo. Tant'è vero che poi noi, perché avevamo veramente investito parecchio su quello che era la ribolla gialla. Quando sono arrivato qui in Friuli nel 98, sono arrivato qui la prima volta, ho cominciato a girare, ho cominciato a lavorare in cantina, tutto quanto. Infatti ribolla gialla era poco conosciuto a quella volta lì. E ho visto questa esplosione veramente negli anni 2000, qualcosa così. E proprio non ho mai pensato di questa idea che il ribolla gialla è entrato in quel momento quando c'era un po' di questa confusione della... Se ti fai un ragionamento adesso temporale, storico, è così. Sì. E per fortuna che è nata la ribolla gialla e la riesumazione di questo vitigno autoctono, no? Perché sennò veramente questo territorio, se non ci fosse stata la ribolla gialla, con che cosa si sarebbe identificato nel mondo? Ma hai pensato che ribolla gialla diventerà così blasonato, così una bandiera di Friuli Venezia Giulia? Io non mi sarei immaginato. Nello stesso tempo
da profano che potrei essere, giusto? E ti parlo se adesso ho 50 anni, 20 anni fa ne avevo 30 e stavamo valutando perciò 25 anni, dico ma cos'è che potrebbe salvarci in un'identità di tunnel? Perché quella volta, non ti nego, pensavo prima per la nostra azienda, perché quando metti giù 10, 5, 6, 8 ettari di una varietà, Dio, prima di piantarli, perché poi devono durare per 30 anni o 40 anni, no? Devi pensare bene. Ma quella volta ho detto a capofitto con la ribolla gialla, nella speranza di non sbagliare. E è andata bene. È andata bene, ma ci sono e c'erano i presupposti perché andasse bene, non era un salto nel vuoto e nella speranza, forse andrà, forse non andrà. No, c'erano certi elementi di quello che poteva essere questo varietale molto interessante, come ripeto, anche per un pubblico che non è, sai, quel pubblico espertissimo alla ricerca di non so di che sa che considerazioni. Metti al naso ed è già un qualcosa che veramente si avvicina a un piacere così, profano, non da un degustatore magari di chissà che lungimiranza o chissà che preparazione, no, da un degustatore già attento, se non profano, ma che dice, ma senti che bello, nella sua eleganza, piacevolezza, e ma senti che profondità, tra questi leggeri profumi agrumati, un po' limonati, floreali, e tra quella che potrebbe essere quella nota citrina, agrumata, che ricorda un po' anche la bevuta di qualche bella bollicina, senza adesso fare nomi, ecco, che ti aiuta a salivare, ti dà quella piacere anche nella ribevuta, che oggi è fondamentale, porta compagnia, no? La ribolla ha quella capacità di essere il piacere della compagnia, anche come ci sono, e c'è anche nel friulano, per l'amor del cielo, però di prima bevuta è molto interessante. Allora, tornando un po' di parlare della pianta di ribolla gialla, c'è qualche sfida importante o c'è qualche caratteristica del vitigno, del vite di ribolla gialla che o una sfida o che ti fa più facile il tuo lavoro? Parlando proprio della pianta. Lì vai veramente adesso su un aspetto importantissimo, perché la ribolla gialla, no, ma sicuramente tu l'hai vista 1000 volte perché hai lavorato anche tu in campagna, in cantina, hai visto arrivare i grappoli della ribolla gialla, ma prima di vedere arrivare i grappoli, che è il frutto del lavoro che tu hai fatto in campagna, quando parte quello che potrebbe essere il germogliamento, la parte verde di quello che è la ribolla gialla, sappiamo che una vite generosa, rigogliosa, e lì bisogna essere abili e bravi e capire qual è il progetto di ogni azienda e di ognuno di noi e di quello che è quel viticoltore che si mette in mano quella vite, perché vi ho detto e ti ho anticipato, è una vite generosa. Cosa significa? Che fa dei bellissimi grappoli, e se tu non sei attento a fare con quello che è le culture che oggi sono le culture viticole, i giusti diradamenti, le giuste defogliature, vai a produrre magari un vino bianco che non è quello che io e te abbiamo in testa, o che perlomeno io ho in testa, o certi produttori dei colli orientali hanno in testa, perché se lasci su tutto quello che lui ti dà, vai a banalizzare quello che è un risultato. Allora oggi con una produzione di 2 kg d'uva per vite, 2,5 kg, disponendo bene i grappoli su quello che è il gugliottino che fai, sul mono capovolto come cultura viticola, vai a ottenere quello che ho io in testa e che oggi vedo che ha un grandissimo e bellissimo successo. Se tu vai a banalizzare, lasciare magari piegare giù 2 tralci e produrre i 130 quintali, il risultato è diverso. Come in tante cose e in modo particolare sulla coltivazione, e avere in testa il progetto ribolla gialla di qualità. E se dovevi descrivere ribolla gialla come una persona, come si può descrivere? Ma Dio, come una persona. Non è sicuramente uno che va via in smoking, io dico, no? Perché non è il vino che tu potresti presentare in una serata con lo smoking,
ma poco manca, perché sai, se oggi dove arrivano tutti con gli sbocchi belli e magari ci vediamo quello che è un calice di champagne perché accondiscende un po', ma io non mi vergognerei che a qualche donna che dice ma a me piace anche un bianco fermo, ma io ci vedrei anche un goccio di una bella ribolla gialla in chiave fresca, bella, elegante, piacevole. E che se va bene con lo smoking quando facciamo, va bene ogni giorno, io dico, no? Perché ci va bene anche tra me e te che siamo qui adesso in tenuta sporti e ci beviamo. Poi magari il secondo calice ce lo facciamo col friulano che è un po' di più spessore, ma di prima entrata, prima bevuta e anche tutto pranzo, perché qualcuno che non vuole magari oggi andare alla ricerca di sentirsi a tavola con delle sensazioni un po' troppo su dei piatti delicati o qualcosa del genere, con una ribolla gialla bella, elegante, vinificata in acciaio, vinificata con tutti i carismi del caso, ma ti porti avanti tutta cena, ti ordini la seconda bottiglia se sei in 3 o 4 e con un piacere enorme, secondo me, di tutta la serata in compagnia. Io lì non ho neanche un dubbio. Ok. Ecco, sicuramente se poi mettiamo dei piatti un po' particolari, un po' sostenuti, no, la ribolla ha il suo limite nella chiave in acciaio, perché poi ci sono delle ribolle che tu prima hai menzionato che mi fa piacere sentire e vai su una ribolla macerata e qualcosa del genere, e sì che ci divertiamo ad abbinarla anche a qualcosa di più importante, giusto? Giustissimo. Ok, l'ultima domanda. Allora, come un rapporto con ribolla gialla, dove sono dei momenti, situazioni dove per te il vino perfetto è ribolla gialla? Dove si trova in quel momento quando si dice ribolla gialla adesso? Quando è quel momento per te? Ma secondo me è in un'apertura di una giornata, perciò oggi non puoi dire a fine serata, dopo aver assaggiato 2, 3, 4 vini, no. Deve essere il primo vino di lettura, a mio giudizio. Arriva un amico e sicuramente oggi, eccoci, assaggiamoci un goccino di una ribolla gialla, già pensando che dobbiamo bere qualcos'altro della serie. O ci portiamo avanti con la ribolla gialla, oppure dal piacere che da noi non si beve solamente un bicchiere, ma si beve anche il secondo, oppure ci si trova sempre in più amici, diciamo che la prima bottiglia potrebbe essere di buon auspicio e di buon inizio e non sbagli mai. Per poi dire, ok, cresciamo poi nell'assaggiare un friulano, nell'assaggiare quello che è un Sauvignon. Sicuramente se arriva un amico, gli piace quello che potrebbe essere un vino aromatico, non puoi pensare di bere un vino che è un Sauvignon e poi passare alla ribolla. Va a sminuire quello che è oggi l'identità della ribolla. Però il momento per la ribolla è sempre quello buono, perché su un gruppo di 10 persone, credimi, è un vino che si fa ben piacere e c'è qualcuno che poi rimane lì tutta la serata con quello, ed mi è capitato molte volte. Gli altri magari stappi la bottiglia del friulano, stappi la bottiglia del Pinot Grigio, ma poi c'è qualcuno, no, torna a darmi quello che mi hai dato per prima. Perciò lo vedo un vino che potrebbe continuare ad avere il successo che si merita e che ce l'ha. Grazie Massimo. Va bene, grazie.